Strage di Santo Stefano di Cadore, carcere confermato per Angelica Hutter. La donna non ha partecipato all'udienza di convalida, si trova nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia. Fratelli d'Italia stupisce questo ricovero. Intanto a Favaro Veneto si continua a preparare l'ultimo addio a Mattia, Marco e Maria Grazia e parte una raccolta fondi per sostenere Elena Potente, che ha perso figlio, compagno e mamma. 65enne perde il controllo dell'auto elettrica e si schianta contro la facciata del Duomo a Montagnana, nel Padovano. Solo per un caso non ha investito nessuno. Il ladro mi denunci davvero se ha coraggio, la rabbia del titolare della trattoria presa di mira dal ladro che ha minacciato querela per diffamazione, un paradosso che indigna. Paura per un bimbo di 8 anni di Conegliano morso al braccio da una vipera durante una gita con la famiglia Clout ai confini con l'Alpago. Il piccolo, ricoverato in osservazione, non è in pericolo di vita. La classifica di gradimento dei governatori pubblicata dal Sole 24 Ore vede per la prima volta in 12 anni scendere al secondo posto Luca Zaia, a scalzarlo Stefano Bonaccini. Una novantenne caduta in casa di notte resta a terra per ore. È stata soccorsa dai vigili del fuoco, dal SUEM 118 e dalla polizia. Il Veneto nella morsa del caldo, la temperatura più alta rilevata nella Bassa Padovana e nel Rodigino, 35 gradi. Domani afa e disagi aumenteranno ancora. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione del Veneto, una informazione che apriamo con la tragedia di Santo Stefano di Cadore, perché resta in carcere Angelica Hutter, l'automobilista tedesca di 32 anni che giovedì pomeriggio ha travolto e ucciso 3 persone, il piccolo Mattia di soli 2 anni, il papà Marco di 48 e la nonna Maria Grazia Zuin di 65. In realtà la donna non è in carcere, non ha partecipato all'udienza di convalida perché si trova da ieri ricoverata all'ospedale di Venezia. La GIP del Tribunale di Belluno Enrica Marson ha confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di Angelica Hutter, accusata di omicidio stradale plurimo. Questa mattina era fissata l'udienza di convalida nella casa circondariale di Belluno, ma la 32enne tedesca non è stata interrogata perché da ieri si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, dove è piantonata in una condizione psichica che deve essere valutata. Sfumata l'ipotesi di un interrogatorio da remoto, la donna potrà decidere di fornire la sua versione dei fatti non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. Quasi 4 ore è durata l'udienza di convalida che si è svolta nella formula della Camera di Consiglio nel carcere di Belluno con la GIP Enrica Marson, il PM Simone Marcon, che all'inizio ha esposto i motivi della richiesta di misura cautelare in carcere in assenza di Angelica Hutter. Le domande sono state rivolte al suo difensore Giuseppe Triolo. Pochissime le parole al termine dell'udienza rilasciate dal pubblico ministero Simone Marcon. Come mai è durata così tanto? Perché bisogna scrivere va bene, dai. Grazie. Quindi lei ha partecipato da remoto? No. Marcon ha confermato così l'assenza di Angelica Hutter all'udienza. Per domani è attesa la conferenza stampa per un punto sulle indagini convocata dal procuratore capo di Belluno Paolo Luca con i carabinieri del comando provinciale. Smentite categoricamente le ricostruzioni fantasiose delle ultime ore che, scrive il procuratore, hanno creato confusione e sconcerto nell'opinione pubblica. Frattanto, nelle prossime ore la magistratura bellunese potrebbe rilasciare il nulla osta per i funerali di Marco Antoniello, del piccolo Mattia e di Maria Grazia Zuin, che saranno celebrati in un'unica funzione a Favaro Veneto. Oggi a Santo Stefano lutto cittadino, bandiere a mezz'asta e uffici pubblici chiusi, sospese manifestazioni in segno di vicinanza e rispetto alle famiglie Potente e Antoniello, distrutte da un dolore troppo grande. Siamo stati facili profeti a dire che la difesa di Angelica Hutter avrebbe già invocato qualche semi-infermità o infermità, ma la decisione del GIP di Belluno di disporne il ricovero in psichiatria ci stupisce. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Abbiamo il diritto di criticare, sempre nel massimo rispetto, dice, decisioni che ci lasciano perplessi. Peraltro nel nostro Paese c'è la predisposizione a nominare periti che hanno impostazioni di impunità. Nella stragrande maggioranza dei casi la malattia mentale non c'entra, mentre, ricordo, conclude Antoniozzi, che piangiamo 3 morti, tra cui un bambino piccolissimo.
E ancora parliamo della strage perché potrebbe tenersi venerdì 14 la data dell'unico funerale e non a Dese ma nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo in via Attinia a Favaro Veneto. Mentre si attende a nulla osta per i funerali del piccolo Mattia Antoniello, 2 anni, del papà Marco, 48 anni, e della nonna Maria Grazia Zuin, 65 anni, di Favaro Veneto, travolti e uccisi dall'Audi condotta dalla 32enne tedesca, sembra slittare per il fine settimana la data dei funerali. Una celebrazione unica, probabilmente venerdì 14, non più a Dese, ma nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo in via Altinia a Favaro. Da parte nostra come municipalità, ma ho sentito anche l'amministrazione comunale, appoggiamo in tutto e per tutto quelle che saranno le volontà da parte dei familiari. Stanno ancora attendendo il via libera da parte della magistratura per la liberazione delle salme, quindi per il trasporto da Santo Stefano a Favaro Veneto, insomma. E intanto ha preso il via una gara di solidarietà per Elena Potente, che ha perso il figlio di 2 anni, il compagno e la mamma. Per lei, tramite i social, gli amici e gli ex compagni di classe hanno avviato una raccolta fondi affinché possa avere un sostegno anche economico, tenendo conto del fatto che aveva avuto dal compagno Marco Antoniello anche un secondo bambino, ora rimasto senza padre. Non lasceremo Elena sola, scrive su Facebook Matteo Scarpellino, che con lei aveva condiviso asili elementari e medie e che attualmente vive a Oslo, in Norvegia. Campagna di sostegno cui dà pieno appoggio anche la municipalità di Favaro. Sentiamo anche noi di condividerla e di portarla avanti. Adesso stiamo valutando di mettere l'IBAN sull'atrio della municipalità, di modo che se qualcuno volesse eventualmente sapere dove poter fare questi versamenti, si prenda questo foglio e contribuisca a fare un versamento, perché è il momento di affrontare anche la questione da un punto di vista pratico. Ancora la cronaca, andiamo a Montagnana, nella Bassa Padovana, per un clamoroso schianto che è avvenuto questa mattina. Vediamo cosa è successo. A fermare la sua corsa ci ha pensato il Duomo di Montagnana. Clamoroso incidente questa mattina nella città murata della Bassa Padovana. Una Tesla guidata da un 65enne di Casale di Scodosia si è schiantata contro la chiesa. Il conducente, forse a causa di un leggero malore o di una distrazione, non è riuscito a frenare la corsa dell'auto, che è finita addosso all'angolo sinistro della facciata. L'uomo è uscito da solo dall'auto. Fortunatamente nella sua corsa contro il Duomo non ha investito nessuno. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco per verificare anche eventuali danni alla chiesa. Il conducente della Tesla è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutare lo stato psicofisico al momento dell'impatto contro il Duomo. È ancora un incidente, questa volta a Monselice, avvenuto nella notte con un bilancio di 5 feriti. Un'auto si è ribaltata nella notte lungo la Monselice Mare. All'interno 3 bambini e 2 genitori che sono stati immediatamente estratti dall'auto dai vigili del fuoco arrivati da Este e poi trasferiti in ospedale a Schiavonia. Fortunatamente sono rimasti feriti in modo lieve. L'auto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento e si è capovolta in un campo a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:30 con la rimozione del mezzo. Adesso ancora una tragedia, quella di ieri a Jesolo. Adesso basta sistemare subito le strade non adatte all'attuale viabilità. A dirlo il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Zottis. Il cordoglio di Romina Ceccato, la mamma di uno dei 4 angeli morti nel 2019, sempre a Jesolo, esattamente questa settimana, 4 anni fa. E poi le lacrime del presidente degli albergatori di Jesolo. Sono vicino alla famiglia, tutta l'associazione lo è, tutta la località lo è, perché sicuramente Mauro e la famiglia tutta è una famiglia di grandi albergatori. Troppo grande il dolore per la tragedia di domenica all'alba. Quel nodo in gola si scioglie improvvisamente in un pianto composto e amaro proprio durante l'intervista.
Così il presidente degli albergatori di Jesolo estende il proprio cordoglio a Mauro, l'amico albergatore papà di Mattia Pavanetto, 24 anni, i cui sogni si sono spenti insieme a quelli di Tommaso Cattai, 22 anni, l'amico con cui viaggiava proprio da San Donà verso l'albergo del padre per trascorrere la nottata al Lido per poi recarsi in spiaggia la domenica. Ma così non è stato. Le loro vite, con tutti i loro progetti per il futuro, spezzate per sempre lungo l'argine di via Piave Nuovo a Jesolo, nel frontale con un 38enne di Eraclea, rimasto ferito gravemente ancora oggi in ospedale a Mestre. La notizia è rimbalzata immediatamente fra tutti i colleghi. Ricordo che Mauro è un caro amico, è a pochi... Il papà di Mattia. Il papà di Mattia è un socio dell'Associazione Jesolana Albergatori, nonché consigliere all'interno di quelli che è la nostra Federconsorzi, quindi personaggio stimato, la famiglia tutta sono carissimi amici. Questa settimana, venerdì prossimo, 14 luglio, cade un'altra terribile ricorrenza, quella in cui nel 2019, in un altro incidente, sempre a Jesolo, persero la vita i 4 ragazzi, sempre di Musile di Piave, tutti amici tra i 22 e i 23 anni. A causare l'incidente un 30enne condannato a 8 anni di reclusione. Tra le 4 vittime anche il figlio di Romina Ceccato, Riccardo Laugeni. Esprimo le mie condoglianze a queste famiglie, esprimo la mia vicinanza e la mia totale solidarietà, perché come mamma posso capire che in questo momento si è morti anche noi genitori, non siamo più. E mentre si attendono gli sviluppi delle indagini con la data dei funerali, gli interventi da farsi nell'immediatezza in materia di sicurezza, secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto. Bisogna sicuramente avere molta più attenzione per sistemare le strade, spesso abbiamo delle strade che non sono adeguate, diciamo, a quello che è la viabilità attuale, che è aumentata rispetto agli anni passati, soprattutto alcune strade ad alto scorrimento, e bisogna aumentare le attività anche di formazione proprio presso le persone, presso le città, presso le scuole, coinvolgendo tutti gli attori possibili. Continua a far discutere la vicenda del ladro seriale delle osterie, soprattutto dopo l'annuncio di querela del giovane nordafricano Alfredo Sturlese, titolare della trattoria Tony del Spin, per averlo diffamato pubblicando le riprese delle sue telecamere interne. È indignato del cosa? Vuole querelarmi per quale motivo? Sì, casomai sarà il contrario, no? Esattamente, Ecco. ma faremo controquerela. Sorriso amaro per Alfredo Sturlese, titolare di Tony del Spin, dopo l'annuncio di querela per diffamazione da parte del 27enne nordafricano ripreso la notte di domenica 2 luglio mentre rubava all'interno del locale dopo aver forzato un portone. Io questa persona non la conosco e io non ho messo nessun filmato in internet, ho consegnato i video ai carabinieri dopo regolare denuncia. Perciò è vero che questo è ancora comunque a piede libero e continua a fare altri locali. Il riferimento è sia all'altro colpo del ladro nella vicina osteria contemporanea che quello messo a segno venerdì scorso all'osteria da Rossetto lungo la Feltrina. Tutti i luoghi dove il giovane è stato ripreso e soprattutto identificato dai carabinieri. Se lui si sente diffamato vuol dire che sta ammettendo di essere colpevole, perciò se dice che non è lui perché si scalda tanto, scusa. Intanto Sturlese sta provvedendo a rinforzare ulteriormente gli infissi con blindature inferriate. Adesso facciamo blindatura anche alle finestre e vediamo se qualcuno riesce a entrare, se non spaccano tutti i vetri. Ma perché uno deve diventare una fortezza al giorno d'oggi? È quello che sto dicendo io, cioè se uno deve lavorare per spendere soldi, per barricarsi dentro, cioè non vedo più il motivo di lavorare, insomma. C'è tanta amarezza però. Sì, ma tantissima, tantissima. E queste cose mi fanno arrabbiare parecchio. Perché soprattutto abbiamo questa gente che va in giro a delinquere e non viene fatto nulla. Questa gente va in giro tranquilla e ti saluta anche. Ma stiamo scherzando? Cioè io mi spacco la schiena dalla mattina alla sera, io lavoro 7 giorni su 7 in questo locale, cioè 15 ore al giorno e devo buttare via i soldi così perché un deficiente viene dentro e ti porta via quello che tu hai fatto nella giornata? Ma dai. Non è più tollerabile una cosa del genere, non è più tollerabile. Per questo, oltre alla controquerela, Sturlese chiama a raccolta tutta la categoria. Se le istituzioni non fanno qualcosa, vedremo di far noi qualcosa. Noi commercianti, noi adesso vediamo. C'è la solidarietà però dei commercianti. Sì, per adesso non l'ho sentito molto. Quando torniamo operativi vedremo di metterci d'accordo, vedere di fare qualcosa un po' per tutti. Domenica di terrore per una famiglia di Conegliano che si trovava in montagna per un'escursione. È stato infatti morso al braccio da una vipera un bambino di soli 8 anni.
È sotto osservazione in terapia intensiva all'ospedale di Belluno, dove comunque è fuori pericolo di vita il bimbo di 8 anni coneglianese morso da una vipera durante una gita domenicale con i genitori a Claut, località friulana confinante con l'Alpago. L'incontro con il rettile poco dopo le 5 del pomeriggio su un sentiero con i genitori che chiamano immediatamente i soccorsi. Il bambino è stato morso a un braccio, l'allarme concitato. Da Pieve di Cadore si alza in volo l'elicottero del Suem 118 che raggiunge il confine con il Friuli in pochi minuti. Gli operatori stabilizzano il piccolo e lo portano al San Martino di Belluno, dove scatta il protocollo per i morsi da vipera, che comprende almeno 24 ore di osservazione intensiva con la somministrazione del siero. Il terrore iniziale lascia il posto all'ottimismo, la tempestività di soccorsi fa la differenza. Si tratta del primo intervento stagionale di questo tipo per l'Ulsuno Dolomiti. Nell'agosto 2021 una ragazzina era stata salvata in extremis proprio dal Suem bellunese dopo aver incontrato una vipera, stesso copione qualche anno prima per un bimbo di Breda di Piave morso in zona Brussa a Caorle. Tra poco la classifica di gradimento dei governatori italiani, prima però una brevissima pausa. Eccoci tornati in studio per parlarvi del gradimento degli amministratori, le classifiche del Sole 24 Ore che premiano tra i governatori Stefano Bonaccini che scalza Luca Zaia dopo 12 anni e il milanese Beppe Sala tra i sindaci. Il presidente del Veneto perde il primato nella classifica del gradimento dei governatori. Sebbene il podio sia sempre lo stesso, con i leghisti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga e il Dem Stefano Bonaccini, tocca a quest'ultimo stavolta salire sul gradino più alto. 69% di gradimento contro il 68,5% di Zaia, secondo, e il 64% di Fedriga, terzo. In gara per la segreteria del PD prima, poi tra la gente della Romagna alluvionata, Bonaccini, secondo gli analisti, ha beneficiato anche di una sovraesposizione mediatica. Sta di fatto che, seppure per un soffio, Zaia è stato scalzato dopo 12 anni. Ma insomma, stiamo parlando di percentuali minime del 0,5% del presidente Zaia, che è stato in testa alla classifica per almeno 10 anni e quindi insomma francamente non ci vedo nulla di preoccupante o di allarmante. Io faccio comunque i complimenti al presidente Zaia perché il secondo posto dopo decenni al primo è comunque un risultato invidiabile e invidiato da tutti e io mi tengo stretto al presidente Zaia indipendentemente che sia secondo o primo, però a me interessa che sia il presidente Zaia. E poi ci sono i sindaci dei comuni capoluogo, 5 i veneti in classifica, da cui sono stati esclusi gli eletti del 2023, Mario Conte di Treviso e Giacomo Possamai di Vicenza. Se a livello nazionale Beppe Sala, primo cittadino di Milano, non ha rivali, è Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, il primo veneto in graduatoria con un lusinghiero quarto posto. Al sesto il padovano Sergio Giordani, mentre bisogna scendere al 62esimo per trovare Damiano Tommasi, sindaco di Verona, al 64esimo per il bellunese Oscar De Pellegrin e al 78esimo per Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo. In che posizione si sarebbe visto, sindaco? Ovviamente al primo posto. No, battute a parte, l'importante è lavorare a testa bassa, con grande impegno. Quest'anno hanno scelto di escludere dalla classifica tutti i neosindaci eletti nel 2023, quindi per coloro o che mi vogliono fare i complimenti o che mi vogliono criticare dovranno attendere un altro anno. Ancora la cronaca, una novantenne caduta in casa di notte resta a terra per ore, è accaduto nel Vicentino, è stata soccorsa da vigili del fuoco, Suem e polizia. Cade in casa durante la notte e resta a terra per ore. È accaduto a una novantenne di Vicenza. La signora, che vive da sola in un appartamento in via Colombo, chiede aiuto, si lamenta. Alcuni vicini di casa, per fortuna, la sentono, chiamano il Suem 118, che a sua volta allerta i vigili del fuoco e la polizia. Arrivati sul posto i pompieri, grazie a una scala, riescono a raggiungere la finestra dell'appartamento, entrano e trovano l'anziana per terra. Si accertano sulle sue condizioni, la fanno sedere, le danno una prima assistenza e le chiedono le chiavi per aprire agli altri soccorritori, ma la signora non ricorda dove le ha messe. Poi però è una vicina a cui era stato consegnato un mazzo di riserva ad aprire la porta.
I medici e gli infermieri del SUEM 118, dopo aver valutato la situazione, hanno trasportato la signora al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza per sottoporla alle cure. Sul caso interviene anche il questore di Vicenza, Paolo Sartori, che invita chiunque abbia un'emergenza a chiamare le autorità competenti. Non farsi problemi in caso di assoluta necessità di far riferimento ai numeri di emergenza e quindi non solo il 113 e il 112 ma anche e soprattutto il 118, che è il numero di emergenza che può prestare soccorso alle persone che si trovano in difficoltà dal punto di vista appunto sanitario. C'è la Marca tra le località del Veneto più calde in queste ore, picchi che sfiorano i 35 gradi, temperature più alte le troviamo solo nella Bassa Padovana e nel Rodigino. Marca Trevigiana tra le località più calde del Veneto e le temperature saliranno ancora fino a mercoledì. Sono 34,4 i gradi registrati lunedì alle 14 a Treviso e 34,3 a Nervesa della Battaglia. Poi se parliamo di temperature percepite, la cifra sale ancora per effetto dell'umidità. E così tra condizionatori accesi a singhiozzo per il caro bollette, frutta e verdura preferite a primi e secondi e in attesa delle vacanze i trevigiani si difendono come possono. Non ci sono modi per poterci salvare da sto caldo, però è anche la stagione e bisogna che sia sempre le stagioni finalmente che ritornano come erano prima. Settimana di gran caldo, come ci si difende? Con climatizzatori e ventilatori. Usa molto il condizionatore lei? Sì, i climatizzatori sono la nostra salvezza, almeno io che soffro tanto il caldo li accendo un po' a manetta, ecco. E poi la dieta? La dieta sicuramente io in estate una dieta assolutamente mediterranea, molta verdura, insalate, frutta, tanta anguria soprattutto. Fa caldo, sì, fa tanto caldo, è affoso veramente oggi. Come ci si difende? Io sto in casa chiuso se non vado a lavorare, fortunatamente vado a lavorare la sera e da queste parti si sta un po' meglio. Condizionatore? Ho un condizionatore ma lo uso poco perché mi fa male le ossa. Il condizionatore sì, ma lo attacchiamo poco perché è troppo caro e bisogna soffrire un po' il caldo e pagare un po' meno di bolletta. Caldissimo. Per fortuna, se non è caldo adesso, quando è caldo. Bisogna un po' anche rassegnarsi, insomma, non bisogna arrabbiarsi. No, ogni stagione ha le sue, d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, ed è giusto così. Condizionatore? Ogni tanto lo accendiamo, non sempre, perché sono la mattina, mal di schiena. Abbiamo condizionatore sì a casa, però c'è una bella ventilazione dove viviamo, quindi non posso lamentarmi. Come vi difendete? Si beve? Ombra? Acqua, si tiene le finestre aperte sperando di un po' di vento. Come si difende? Andando ai negozi che c'è l'aria condizionata. Come si difende dal caldo? Con il climatizzatore. Quindi quando è a casa lo accende parecchio? Durante il lavoro no, perché il nostro lavoro è anche fuori, sotto il sole. È dura lavorare sotto il sole? Abbastanza. A settembre perché adesso i prezzi sono troppo cari. Settimana caldissima anche per lei? Sì, guardi, ho freddo. Le tocca anche correre col caldo? Sì. È tutto per l'appuntamento con l'informazione del Veneto, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infuoca l'Italia, siamo nel pieno dell'ondata di caldo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 11 luglio. Sul Veneto tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso, con parziali addensamenti in montagna e con possibili piovaschi qui nelle ore pomeridiane. Clima rovente e umidità elevata, con temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime con punte di 37 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà bel tempo, su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza. Sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà il sole, come ci mostra la grafica, il cielo sarà limpido o velato.
Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 35-37 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.